Primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, rieccoci puntuali alle 12 in diretta per raccontarvi tutti i fatti principali della giornata. Approfondiremo molte notizie di cronaca, poi spazio anche all'allerta terrorismo dopo l'intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele. Prima però è martedì e allora spazio al sondaggio di quest'oggi. Sondaggio politico, si guarda alle prossime regionali, tra chi sarà la sfida tra Speranzon o Giovanni Manildo per il centro-sinistra. 0422 1626 691. Se invece secondo voi la sfida sarà tra Stefani e sempre Giovanni Manildo per il centro-sinistra, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, l'esito questa sera come sempre nel corso di Ring. L'alpinista morto a San Martino di Castrozza nel fine settimana, i funerali di Giuseppe Tararan si svolgeranno giovedì pomeriggio nella chiesa di San Pietro in Go. Sarà la chiesa di San Pietro in Gu alle 15 di giovedì 26 giugno ad accogliere la famiglia e i tantissimi amici e appassionati di montagna per l'ultimo saluto a Giuseppe Tararan. 64 anni, nato a Sandrigo, Madani, residente nel paese dell'Alta Padovana con la famiglia, Tararan è morto sabato per le conseguenze di un tragico incidente avvenuto nei pressi di Cima all'Astei in Valcanali nel comune di Primiero, San Martino di Castrozza in Trentino. Lo scalatore stava percorrendo la via Albiero Dolcetta con due compagni, tra di loro il figlio Alessandro, quando poco dopo le 15, primo di cordata, ha perso l'appiglio precipitando per 30 metri. Una caduta trattenuta a forza dai compagni che hanno subito lanciato l'allarme. Difficili le operazioni di soccorso a causa delle avverse condizioni meteo. Dopo essere stato recuperato, Giuseppe Tararan era ancora in vita, ma è mancato poco dopo per le gravi ferite riportate. Un dolore enorme per il mondo dell'alpinismo veneto. Arrampicatore esperto, istruttore regionale e accademico del CAI, Giuseppe Tararan aveva formato decine di persone. In tanti vorranno salutarlo giovedì ed essere a fianco alla famiglia e al figlio Alessandro. Mercoledì sera alle 19:30 la celebrazione funebre sarà preceduta dalla recita del Rosario. E adesso andiamo a Montebelluna, dove ieri intorno alle 16 nel distributore Galoil sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna che hanno denunciato un 70enne pensionato incensurato residente in provincia di Treviso per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Cos'è successo? Che l'uomo, innervosito dal mancato rifornimento presso il distributore automatico lungo via Feltrina centro, probabilmente a causa di un guasto tecnico, ha estratto una mazza da baseball in legno. Vediamo adesso di trovare anche un altro. Eccolo qui, una mazza da baseball in legno, e con questa ha ripetutamente colpito e danneggiato la colonnina self-service. Il pronto intervento dei carabinieri ha consentito di identificare l'autore del gesto. Come detto, si tratta di un 70enne pensionato incensurato che è stato appunto denunciato mentre la mazza da baseball in legno è stata sequestrata. Ci spostiamo nel Vicentino, a Tiene per l'esattezza, dove un giovane è stato controllato dagli agenti della polizia locale che gli hanno trovato nascosta tra gli slip della droga. Si aggirava in Piazza Nova con fare sospetto a Tiene in pieno pomeriggio. Il giovane è stato controllato dagli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino e dopo aver mostrato i documenti si è manifestato particolarmente agitato. A specifica richiesta ha consegnato agli agenti, estraendolo dagli slip, un involucro contenente circa 27 grammi di hashish. È stato quindi segnalato alla prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Spaccate a Montagnana in via San Zeno nel negozio Troni, 3 ladri con il volto coperto da passamontagna hanno usato un'auto rubata come ariete, si sono aperti un varco attraverso la Saracinesca. Una volta all'interno dello stabile
hanno rubato materiale informatico. Il bottino è in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm della compagnia di Este per le indagini tuttora in corso. E furto tra domenica e lunedì nella scuola materna di San Trovaso di Preganziol, dove sono stati rubati un computer e un cellulare dopo la festa del patrono. Si cercano i responsabili. La sindaca Stocco chiede a chi ha commesso il gesto di restituire il materiale rubato. Sì, quello che spiace appunto è che la refurtiva risulterebbe essere di modico valore, ma ovviamente per la sensibilità e per tutto quello che rappresenta la scuola è chiaro che un furto di questo tipo va a colpire anche l'operatività di un luogo molto caro a tutti noi e per i nostri bambini. Un computer ed un cellulare di poco valore, sarebbe questa la refurtiva del colpo messo a segno all'asilo Giovanni XXIII di San Trovaso nella notte. Un'amara sorpresa per le maestre dopo la festa del giorno prima per i santi patroni e che aveva visto partecipare tutti i bambini della scuola con i loro genitori e anche con la sindaca stessa. Mi spiace ovviamente che dopo una bella giornata come quella di ieri per la frazione, per la comunità tutta, questa mattina ci si sia trovati con una spiacevole sorpresa. Ma voglio subito ringraziare ovviamente il comando di carabinieri di Mogliano Veneto che sono intervenuti prontamente e che quindi stanno seguendo poi lo sviluppo della faccenda. Un valore irrisorio quello del materiale rubato, ma che contiene anni di lavoro da parte delle maestre che si sono dette ancora sconvolte per quello che è accaduto, un fatto assolutamente inspiegabile per la comunità. E proprio su queste basi la sindaca lancia un appello a chi ha compiuto lo spregevole gesto. Auspichiamo magari in un pentimento e anche in un ritorno sui propri prassi, e restituire la refurtiva sarebbe ovviamente un gesto molto apprezzabile. La scorsa notte il presidente americano Trump ha annunciato la fine della guerra tra Iran e Israele, ma i media parlano di un attacco di missili dall'Iran verso Israele, con Israele che promette risponderemo alle violazioni della tregua. Rimane comunque altissima la tensione, come rimane alta l'allerta per le basi italiane, per le basi americane e NATO presenti in Italia, tra queste quella di Vicenza, che ospitano militari e armamenti americani. Per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina per raccontarci anche il clima che si respira in città. Buongiorno Daniele. Buongiorno Francesco, buongiorno ai telespettatori. Si conferma, ecco, alle mie spalle siamo lungo Viale della Pace, questa è la caserma Ederle, una parte del perimetro della caserma storica di Vicenza è stata occupata nel 1955 con le prime truppe americane. A queste si sono aggiunte poi la caserma Miotto, la più recente a Longare e l'ultima a Daldin. Ecco, circa sono 12.000 gli americani, gli statunitensi a Vicenza, circa 5.000 i soldati, 1 migliaio le famiglie, i civili che vivono e lavorano per la caserma. Il clima è di forte preoccupazione. Ufficialmente sappiamo che è stato rinforzato il sistema di controllo del perimetro con la proiezione, si dice, dei servizi di pattugliamento di polizia e carabinieri, ma comunque è percepibile la tensione. Anche l'allerta sarebbe passato interno da Bravo a Charlie, anche se non confermato dalle autorità che ovviamente sono nel riservo delle informazioni, questo tipo di informazioni, però questo è un dato significativo per capire quanto preoccupato insomma, che si sta monitorando, anche se non c'è un pericolo oggettivo riferito a uno specifico pericolo. Potrebbe esserci un lupo solitario. Ecco, è una situazione che, vista la situazione internazionale, è in continuo aggiornamento ed evolversi in base anche allo stato insomma, della guerra che dicevi, Francesca. Noi abbiamo sentito i cittadini, sappiamo che per esempio la prossima settimana, il 4 luglio, ci sarà la festa e su questo per esempio è stato confermato la limitazione dell'ingresso solo ai cittadini italiani su invito, rispetto a quello che succedeva prima del Covid, quando invece la cittadinanza era abitualmente abituata, insomma, a entrare a festeggiare con gli americani. Noi abbiamo proprio sentito i cittadini e le preoccupazioni sono diverse, non specifiche in un ambito solo. Ecco, con questo servizio restituisco la linea allo studio. Avendo la base qua, uno ha sempre paura che possano esserci delle ripercussioni se uno vuole
siamo fragili insomma in questo momento. È proprio un disastro, potremmo vivere tranquillamente, invece c'è questa minaccia che... Io ho anche 2 figlie adolescenti, ieri hanno detto abbiamo un bunker, mamma no, ho detto non abbiamo un bunker, però c'è questa preoccupazione, questa sensazione proprio di insicurezza, di tristezza, di ansia. Vedo che hanno aumentato le forze dell'ordine, stamattina ho visto che giravano di più, per cui non posso che augurarmi che le cose finiscano in fretta col buon senso di tutti quelli che dirigono le operazioni militari. A parte poi il bello scenario internazionale, anche più che altro i riscontri negativi anche dal punto di vista economico che arriveranno a colpirci senza ombra di dubbio, insomma, che anche col blocco del canale che hanno appena annunciato il petrolio andrà alle stelle, quindi sarà interessante. Beh, a parte il lato economico sarà una deformazione professionale, ma credo anche il fatto che sia una guerra che sta oscurando comunque tante altre e non si lascia, sembra tutto focalizzato su quello che è corretto, però non dobbiamo dimenticarci di tutto il resto. Beh, ho visto un articolo stamattina sul giornale dove il gestore di un negozio è costretto a chiudere perché è vittima di minacce, è una signora. Vorrei dire che io sono più preoccupato per la piccola realtà, le grandi realtà sono fuori dalla mia portata, mi dispiace. Per Vicenza no, sono preoccupata per il resto, per il mondo assolutamente, per i ragazzi, per tutti, per i nostri figli che lavorano all'estero. Sono arrabbiata perché intanto Trump ha fatto una scelta che è antidemocratica, non ha aspettato l'approvazione del Congresso e quindi qua siamo in balia di una persona e ormai in tutte le potenze è così e quindi ci si sente nel caos. Ci vuole maggiore sorveglianza per evitare che ci siano delle ritorsioni e dopo il punto più importante che la diplomazia possa far finire questo principio di guerra. No, sono preoccupato soprattutto per il fatto che siamo arrivati ai capricci singoli. Non c'è più una squadra dietro un grande personaggio che dà equilibrio, che cerca di prospettare un futuro da un'azione. Naturalmente non solo le basi americane in Italia sono attenzionate, ma ci sono tanti obiettivi sensibili anche in Veneto sui quali è concentrata l'attenzione, dove sono state rafforzate tutte le misure di sicurezza. E allora facciamo il punto con la nostra Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto, che si trovano proprio di fronte alla Basilica del Santo a Padova, uno degli obiettivi potenzialmente sensibili. Buongiorno Chiara. Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Ti confermo questo, c'è anche la Basilica del Santo nell'elenco dei 56 obiettivi sensibili stilato dalla Prefettura, un piano ormai consolidato, quello di controllo, che ovviamente viene messo a punto e viene riattivato ogni volta ce ne fosse bisogno. È stato stilato nel 2016 dopo la strage di Nizza e gli attentati terroristici a Bruxelles. L'attacco americano nei confronti dell'Iran ovviamente ha fatto rialzare l'allerta in tutta Italia, in Veneto e ovviamente anche a Padova. Dicevo appunto 56 obiettivi tra la città del Santo e la provincia, dove è ancora attivo da ottobre 2023 anche un controllo 24 ore su 24 davanti alla sinagoga che si trova nel ghetto in via San Martino e Solferino e davanti al museo della Padova ebraica. Ma oltre a questa basilica, tra l'altro insomma giugno è un mese molto importante per quanto riguarda la Basilica del Santo, il 13 giugno la festa di Sant'Antonio e tutti gli eventi del giugno antoniano stanno continuando anche in questo periodo. Questa sera ci sarà un concerto, venerdì poi un concerto proprio qui sul Sagrato. Quindi oltre alla Basilica del Santo anche le altre basiliche presenti in città, le strutture sanitarie, ma anche il comando logistico nord dell'esercito che si trova a poche centinaia di metri da qui in Prato della Valle, poi il comando della Legione e interregionale Vittorio Veneto dei Carabinieri, dei consolati, le strutture commerciali e anche i centri quindi di aggregazione. Noi ovviamente continueremo a seguire questa vicenda. Ringrazio per la collaborazione
collaborazione tecnica Federico Cibotto. La Padova, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Chiara Gaiani, grazie a Federico Cibotto. Intanto esercitazioni americane sul Piave, dal Montello appello al governo perché si faccia chiarezza in un momento così delicato. Sorvoli a bassa quota si registrano in tutta l'area con partenza dalla base americana di Aviano, tra le principali in Europa. Sindaco e residenti sono naturalmente preoccupati. Mi sono informato anche se comunque legalmente è giusto sorvolare a quote così basse, perché a volte sì, sono fastidiosi e perdurano anche nelle ore serali. Bisognerebbe fare un po' più chiarezza, insomma, e che ci sia anche un po' più di mi viene a dire interesse generale per quanto riguarda queste cose qui. 23 anni appena, Diego Menegon ha documentato come altri in zona l'attività dei militari americani. Da tempo le Grave di Ciano sono teatro di esercitazioni per la vicina base di Aviano e la convivenza non sempre è facile. Soprattutto anche di notte vanno avanti un bel paio di ore, avanti indietro e danno fastidio, soprattutto la notte. E non si dorme? Non si dorme, perché passano abbastanza vicino alle case. Normalmente si vedono gli elicotteri che sorvolano il Piave, il Greto, e 2 elicotteri si corrono dietro uno con l'altro, fanno esercitazioni, si calano sulla ghiaia, stanno fermi un 10 minuti, poi si alzano, ripartono, i senti passano sopra le case. Nei mesi scorsi la vicenda era approdata anche in Parlamento con una interrogazione della deputata Dema Rachele Scarpa, mentre lo stesso comune aveva interpellato il ministro della Difesa, ma oggi, alla luce del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto fra Israele e Iran, il quadro va necessariamente riaggiornato. Per noi sarebbe molto importante se il Ministero della Difesa, che poi è il nostro interlocutore, ci aggiornasse e ci tenesse informati, almeno per poter fare un passaparola con la popolazione. Per noi sarebbe importante. Sì. E se poi fossero ancora più frequenti di così, io credo di interpretare chi abita a Crocetta, ma non solo, proprio tutto il contesto, pensino anche ad altri posti, secondo me. Insomma, si cerchi altrove, intanto a Ciano e dintorni si resta con gli occhi puntati al cielo. Mi dà più fastidio quelli come si dice, quelle azioni. Madonna, a volte fanno di quei giri qua. Fa prendere paura. Sono più impressionanti i caccia. Sì. Pensa sempre che sia per la guerra, insomma. Questa dunque è la situazione. Lasciamo per un momento le tensioni internazionali, ci colleghiamo anzi con Palazzo Balbi, dove è in corso il punto stampa del presidente Zaia insieme, la vedete, alla vicepresidente De Berti. Da quello che ci dicono i colleghi si sta parlando di pedemontana. Sentiamo le parole dell'assessore. Il massimo, insomma, incassiamo più di €500.000 di euro al giorno, quindi insomma dire che la pedemontana è vuota è un po' difficile. Vedete i dati di traffico, avete l'immagine in grigio, vi fa vedere la somma del traffico pesante e del traffico leggero, sostanzialmente la crescita che c'è stata. Tenete presente che ci sono dei mesi dove il traffico cala, ma corrisponde ad un calo generico dovuto a tutto il traffico, che se andiamo a vedere il traffico anche delle altre autostrade, anche nelle altre autostrade rileviamo sostanzialmente la diminuzione di traffico, il decremento. Quello che diceva prima il Presidente, se io prendo da gennaio 2023 a maggio 2025 ho avuto un incremento del TGM del 141%, se faccio riferimento solo all'ultimo anno, tenendo in considerazione l'interconnessione, che di fatto l'interconnessione mi ha reso usufruibile l'infrastruttura al 100% con tutti i collegamenti, fino a maggio 2025 abbiamo un 18,5% in più di traffico.
Poi siamo andati a vedere di fatto anche alcune tratte all'interno di Pedemontana per vedere un po' l'infrastruttura come reagisce, perché non c'è solo chi la fa tutta, ma c'è anche chi la fa in parte, e abbiamo preso di fatto l'interconnessione della 4 e un Montecchio Sud dove il TGM di maggio 2024 era 12.802 e il TGM di maggio 2025 è 15.698, abbiamo un più 22,62% di TGM, quindi un incremento importante. Montecchio Nord Valle Agno 18.161 2024, 20.982 2025, quindi un più 15,53. Montebelluna Povegliano abbiamo un più 16,36, poi vedete il TGM nelle slide. Povegliano Stresiano un più 16,81. Quello che diceva prima il Presidente sulle altre autostrade è importante perché noi vi stiamo dando dati di Pedemontana dove Pedemontana ha di fatto un anno di vita completa, quindi un anno dopo. Se noi la raffrontiamo ad altre infrastrutture comunque del nord-est, vediamo che la Valdastico che risale, la Valdastico Nord, al 1976, io ero poco più che in fasce, e nel 2015 abbiamo praticamente aperto la Valdastico Sud. Il TGM totale è di 17.666 e vedete il grafico come la Pedemontana rispetto ad altre autostrade si posiziona bene. Abbiamo 17.666 la Valdastico come TGM totali, 21.603 quello della Pedemontana, però tenete presente che dal punto di vista dei mezzi pesanti la Pedemontana fa 6.196, la Valdastico 4.165, quindi insomma dire che la Pedemontana non sia necessaria ci vuole coraggio. Sicuramente l'utilità dell'infrastruttura è certificata. Abbiamo la 28 Portogruaro Conegliano che è stata interconnessa alla 27 nel 2010, ma l'infrastruttura è ben precedente, tenendo presente che la Portogruaro Conegliano è gratuita. Abbiamo 25.980 come TGM, ma abbiamo un 6.970 come TGM mezzi pesanti, quindi assolutamente stiamo sentendo la vicepresidente De Berti che sta facendo un po' il punto sul traffico lungo le principali autostrade e arterie viarie della regione. C'è stato in precedenza un focus proprio sulla superstrada pedemontana veneta a seguito delle polemiche che spesso si concentrano su quell'opera considerata vuota. Avete sentito come abbia indicato tutt'altro. Il Presidente Zaia in precedenza aveva parlato di un aumento del traffico da maggio dell'anno scorso a maggio di quest'anno del 18%, con una media attuale di 83.000 veicoli quotidiani per 500.000 di incasso al giorno. Insomma, c'era tutta la polemica sui costi dell'opera, sui costi dei pedaggi e su una mancata, diciamo così, risposta da parte dell'utenza, e da quello insomma che riusciamo a capire dalle parole del Presidente Zaia e della Vicepresidente De Berti, i dati andrebbero in tutt'altra direzione. Vedremo poi in caso di ricollegarci per fare meglio il punto, e comunque questa sera poi ci sarà modo di approfondire nei nostri servizi la vicenda con i dati alla mano. Adesso ci spostiamo a Bibbione con l'appello di un marito che vorrebbe portare la moglie diversamente abile in spiaggia, ma manca la passerella dove far scorrere la sedia a rotelle, e dunque questo sogno rimane al momento nel cassetto. Ci racconta tutto Federico De Ros con il signor Carlo.
Sì, buongiorno e ben ritrovati da Bibbione. Questa mattina ci troviamo al Lido del Sole, più precisamente all'altezza dell'ufficio 10 e siamo in compagnia del signor Carlo, che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito e soprattutto per la segnalazione. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo ci ha segnalato, signor Carlo, una situazione veramente molto spiacevole che dura da più di un anno, era stato risolto parzialmente. Adesso è risolto parzialmente, perché dall'anno scorso non hanno fatto niente, che aveva ceduto 10 centimetri dal cemento. Sì, stiamo parlando di questa pedana che si trova alle nostre spalle e purtroppo sua moglie non poteva venire in spiaggia perché, a causa... Perché è disabile, è in carrozzina, siccome ha la sclerosi multiple, però ieri per passare ha dovuto insistere per venire giù perché stavano lavorando. E sicché adesso mi hanno detto che la metteranno a posto più avanti. Il problema è che questa cosa gliela dicono da molti anni. Sì, anche l'anno scorso si aveva detto che la mettevano a posto, però hanno cominciato adesso che c'è piena stagione, non si sa perché. Sì, diciamo che ad agosto dello scorso anno ci raccontava, magari proseguiamo da questo lato così facciamo vedere anche a tutti i nostri telespettatori che ci sono ancora dei cartelli che nella giornata odierna segnalano la pericolosità di questa pedana. Lo scorso agosto era ceduta di 10 centimetri. Metti su quel lato là, che adesso vi faccio vedere, e adesso vedi che hanno messo tavole nuove e hanno rimesso dei pali di sostegno perché aveva ceduto tutto. L'anno scorso era là, ceduta 10 centimetri, era andata giù e si faceva fatica a passare con la carrozzina. Lunedì l'hanno sistemata e mi hanno detto che però è provvisoriamente e non si sa quando la sistemeranno. Sì, noi diciamo che in questo momento ci troviamo sopra la pedana, è comunque molto traballante, possiamo dirlo. Sì, anche perché mi hanno detto che è tutta marcia sotto. Sicché non si sa quanto durerà. Sì, lei diciamo che questa pedana è veramente molto strategica perché la collega subito direttamente alla spiaggia e in questo caso al suo ombrellone. Altrimenti qual è il giro che bisogna fare? 100 metri, girare a sinistra, dare a metà spiaggia, tornare indietro, sicché devi fare quasi 1 chilometro per fare il giro. Per una persona che si trova in carrozzina è assurdo. E anche quelli che hanno il passeggino devono fare tutto il giro. Col passeggino vanno giù anche per le scale, però bisogna sempre con quel duni li accompagni. Quindi quale sarebbe la sua richiesta, signor Claudio? Che facessero a posto definitivamente, magari in getto, in cemento, no così, perché poi se la mettono così fra 2 o 3 anni è compagno di prima. Sì, anche perché magari si ripresenta il problema dello scorso anno che ad agosto, visto che è tanto frequentata, abbiamo visto anche da delle biciclette che passano, poi cederà. Ci sono passeggini che passano sempre, perché se no devono fare le scale e le scale col passeggino non è che è tanto piacevole farle. Carlo, noi la ringraziamo per questa sua segnalazione, speriamo di smuovere qualcosa che il comune anche inizia... Andate a intervistare il sindaco che era dirigente di Bibbione Spiaggia, vediamo cosa vi dice. Va bene, ovviamente noi siamo a disposizione anche per sentire il sindaco e la sua versione, dato che comunque questo problema si ripercuote veramente da diverso tempo qui a Bibbione. Speriamo, ci auguriamo di smuovere qualcosa e che eventualmente sua moglie e anche altre persone magari che si trovano in carrozzina possano avere una pedana per andare direttamente in spiaggia decente, non fare 1 chilometro per raggiungere la spiaggia. Noi Carlo la ringraziamo, grazie, buone vacanze, buona continuazione. Buon lavoro. Grazie, per il momento da Bibbione è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Ros, grazie al signor Carlo, speriamo che questo appello venga quanto prima accolto da chi deve intervenire per sistemare questa passerella. Proseguiamo con la cronaca, restiamo nel veneziano con un principio di incendio in un albergo in via Camarcello a Mestre, fiamme che sarebbero partite da un locale tecnico. La struttura è stata evacuata, fortunatamente non ci sono feriti, sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando di Mestre che hanno messo in sicurezza il locale interessato da
dall'incendio, hanno spento il principio d'incendio appunto, e adesso sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo da parte dei tecnici, dei vigili del fuoco. Contributi per 10 milioni su certificati bianchi inesistenti, indagine della Guardia di Finanza di Pordenone sull'efficientamento energetico. I finanzieri del comando di Pordenone hanno scoperto una probabile truffa plurimilionaria ai danni del gestore dei servizi energetici e del gestore dei mercati energetici, attuata da 3 società attraverso i suoi 6 amministratori. Le indagini hanno riscontrato che le società avrebbero ottenuto indebitamente, con conseguente negoziazione, oltre 50.000 titoli di efficienza energetica, noti come certificati bianchi, che attestano risparmi di energia tramite interventi e progetti di efficienza energetica. Secondo l'accusa, l'amministratore di una società di servizi energetici pordenonese priva di strutture logistiche e dipendenti avrebbe ottenuto dal 2013 certificati bianchi facendosi validare dalla GSE 292 progetti attestanti l'installazione di prodotti con risparmio energetico di vari clienti, indicati grazie agli amministratori di altre 2 imprese, una di rivendita di materiale termoidraulico e edile e una di distribuzione di pannelli solari. Questi hanno fornito nominativi di committenti che realmente avevano effettuato intervento di efficientamento energetico, non avevano fruito della relativa detrazione fiscale. La Procura di Roma, subentrata a quella di Pordenone per ragioni di competenza territoriale, ha formalmente contestato ai 6 amministratori la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e alle 3 società coinvolte la responsabilità amministrativa degli enti. Accanto alle indagini penali, i finanzieri hanno interessato la Procura regionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, che ha certificato in 10,41 milioni di euro il danno erariale conseguente. Furto in pieno centro a Padova, sotto gli occhi degli ignari camerieri dell'Enoteca Ferrari, un ladro fugge con il maialino delle mance. Il titolare spiega che non si tratta di episodi isolati, ma che si ripetono nel tempo. Borsa aperta, prende il maialino e nel gesto fa cadere un listino che prontamente viene raccolto da una cameriera che non si accorge del furto. Spavaldo e senza grandi timori il ladro che qualche giorno fa ha rubato il salvadanaio delle mance dal bancone dell'Enoteca Antonio Ferrari di via Umberto I, pieno centro di Padova. La scena fulminea viene ripresa dalle telecamere con il ladro impenitente che dopo aver rubato il maialino parla anche con l'addetta. Sconsolata la reazione del titolare, furti simili accadono in tutta la città. Ai miei dipendenti che se l'erano presa ho dato io i soldi che sono stati rubati. A commettere il furto probabilmente una persona senza fissa dimora che magari di quei soldi aveva bisogno. Resta l'amarezza per un gesto che danneggia persone che lavorano, ma tutto aiuta e adesso il maialino salvadanaio è ben fissato al bancone. Chiunque lo prenda di mira riuscirà a fare solo pochi metri senza che qualcuno se ne accorga. Torniamo a Palazzo Balbi, il presidente Zaia credo stia rispondendo alle domande dei colleghi, sentiamo. Diciamo un surplus di turisti che arriveranno in Veneto e quindi non che se ne andranno dal Veneto. Prego. Buongiorno. Presidente, questi dati come si rifletteranno, se si rifletteranno sulla manovra di bilancio? Sappiamo che è iniziato in questi giorni il confronto con le categorie e tira già un'aria, ci dicono, da lacrime e sangue. Si potranno profilare problemi come fu lo scorso anno? Ma problemi noi non è che abbiamo problemi, nel senso che abbiamo un piano finanziario che parla chiaramente nei primi 9 anni di un disavanzo, nel senso che l'infrastruttura non riuscirà a pagarsi totalmente con i pedaggi. Considerate che proiezioni sono proiezioni da 40, 45, 50 milioni di euro, insomma siamo su questo range, però dobbiamo chiudere un anno di esercizio per vedere come sarà. Altre IRA? Prego? Queste sono decisioni che non spettano a me. Altro? No, nel senso che se non si fa il terzo mandato e non si fa, mi sembra di capire. No, guarda, se devo essere sincero, voi non ci credete, lo so che continuate a non crederci. Io non sto seguendo questa partita. Voglio essere sincero nuovamente a dirvi, me lo dici te che stanno presentando l'emendamento, quindi non lo so. Quindi rispetto alla proiezione, considerate che poi per noi è un investimento, cioè stiamo dotando
un territorio di un'infrastruttura che, lo diceva prima la vicepresidente, non porta via solo tanto traffico pesante, ma in generale voi immaginate se noi spegnessimo per un giorno l'interruttore, no? Mettessimo in off la pedemontana, avremmo 83.000 veicoli che vanno sulla viabilità ordinaria, sarebbe uno shock per la viabilità che ormai non è più abituata di vedere questi veicoli. Altro? Oltre ad aver cambiato tutte le dinamiche di circolazione in Veneto, cioè i trevigiani che vanno a Bassano quando prima non ci andavano praticamente mai, piuttosto che tutto l'Alto Vicentino che scopre le spiagge e la montagna andando direttamente in autostrada, cosa che prima non accadeva. E tutti, a me piacerebbe, adesso non voglio fare il vostro mestiere, ma fatevi un giro delle associazioni, ma degli imprenditori del territorio, cioè, sono assolutamente performanti, perché dico, noi risparmiamo tempo, abbiamo in sicurezza i nostri lavoratori in strada con i camion, i furgoni, eccetera. È cambiata la dinamica di quel distretto industriale. Ricordo che ce n'è uno che è quello di Montebelluna, la Sport System per citarne uno, e il tessile poi se ne va sul Bassanese, molto altro ancora, che produce l'80% degli scarponi da sci del mondo. Cioè lo Sport System di Montebelluna vive di furgoni, vive di trasporti, vive di conto terzi, di lavorazioni. Questo viene tutto intercettato dalla pedemontana, tanto è vero che lo vediamo nei pedaggi poi, no? Altro? Sì, mi collego alla collega di prima, sull'addizionale IRPEF terrà la linea degli ultimi 15 anni? O... Ma guarda, l'addizionale IRPEF non è oggetto di discussione perché non c'entra nulla con questo passaggio in bilancio. L'addizionale IRPEF, se si fa o non si fa, parlo in maniera assettica, nel bilancio pubblico, non di questa regione, in generale, quindi non sto parlando di questa regione, se si fa o non si fa, lo si fa col bilancio di previsione, non con questo passaggio di bilancio. Quindi non c'entra niente. Quindi se qualcuno magari ha mai compreso e pensa che si possa mettere l'addizionale o tasse sul passaggio che verrà fatto a breve del bilancio, non c'entra niente. Altro? Presidente, nei giorni scorsi lei attraverso un'intervista... È sempre sulla pedemontana? No. Mi perdoni, finiamo con gli ospiti, dopo sono a disposizione per le domande. Scusami. Quindi vi ringrazio la Vicepresidente, chiamerei allora adesso qui, avrei anche una scaletta, aspettate. Allora, ritorniamo in studio, è stato un focus molto approfondito sulla pedemontana veneta. L'ultima domanda era quella relativa all'addizionale IRPEF. Sapete che è una discussione, è un tema che emerge, esce ad ogni bilancio, e il Presidente Zaia è stato chiaro dicendo che questa non è una partita relativa, collegata in qualche modo a tutto il discorso sulla superstrada pedemontana veneta. Eventualmente poi ritorneremo a Palazzo Balbi laddove dovessero esserci delle ulteriori questioni approfondite di altre tematiche. Avete sentito solamente quel passaggio sul terzo mandato e questo emendamento che potrebbe essere presentato, e Zaia ha detto non sto seguendo la vicenda in prima persona. E facciamo così, se la regia è d'accordo ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo con altre notizie ed eventualmente nuovi collegamenti da Palazzo Balbi. A tra poco. Siamo tornati in diretta, andiamo a Cessalto dal nostro Cristian Arboit insieme a Tommaso Migot. Appena inaugurata una pista ciclabile finanziata da privati, finanziata dai imprenditori, quegli imprenditori che però lanciano un appello perché non trovano operai da impiegare nelle proprie aziende. Un appello ormai che sentiamo arrivare da più parti e che riguarda tutto il tessuto economico del nostro Veneto. Buongiorno Cristian. Buongiorno Francesca, anche da parte di Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica. Siamo a Cessalto per un importante taglio del nastro, una pista ciclabile finanziata con fondi privati, fondi delle imprese che qui operano sul territorio. Tra l'altro Cessalto, che proprio nelle settimane scorse è stata certificata come la comunità più giovane della Marca Trevigiana, anche per la presenza di queste imprese vecchie e
nuove che operano soprattutto nella filiera del cartone e che hanno reso possibile questa opera pubblica. Dico bene, Sindaco Emanuele Crosato? Sì, assolutamente, buongiorno a tutti. È un'opera di perequazione tra l'amministrazione comunale, il comune e le aziende private, ma un'opera importante perché mette in sicurezza un'area molto utilizzata dai pedoni, dove ci sono stati anche diversi incidenti di circa 700 metri, che va a chiudere un ulteriore percorso ciclopedonale, un investimento di oltre 600.000 euro, quindi molto importante, che il comune non avrebbe potuto fare diversamente. Ecco, investimento reso possibile da due aziende in particolare, l'Ondulcart, qui rappresentata da Antonio e Federico Pesce, e dalla multinazionale tedesca Pro Group, qui rappresentata da Maximilian Endel. La famiglia Pesce è una famiglia storica del territorio, ma oggi siamo qui a Cessalto anche per parlare di manodopera e di carenza di manodopera, perché è vero, è il comune più giovane della Marca Trevigiana, ma questo non basta. Sì, buongiorno a tutti intanto. Le difficoltà non sono poche, perché abbiamo bisogno di persone con competenze e professionalità. L'azienda all'interno ha istituito un'academy in modo tale che quando le persone che vengono a fare domande di lavoro possono analizzare e vedere cosa siamo, chi siamo, quali valori diamo al lavoro, e la necessità che abbiamo anche di avere una certa connessione non solo con le scuole ma anche con le famiglie, perché tante volte la volontà di lavorare bene nasce anche all'interno della famiglia, e la scuola sarà quella che formerà i ragazzi per poter lavorare all'interno della nostra famiglia. Difficoltà ce ne sono perché siamo in continua assunzione, c'è poi un lieve turnover che non è più il turnover del passato, purtroppo oggi la gente cambia con più facilità, si innamora meno dell'azienda, e quello che stiamo cercando di fare è che si innamorino dell'azienda. Quindi oggi qui da Cessalto parte un appello forte e chiaro anche alle nuove generazioni, alle famiglie, insomma, di prendere in considerazione il fatto magari anche di trasferirsi a Cessalto, c'è un'importante zona industriale. Se trovano casa, sì. Perché questo è un altro tema. Un altro tema ancora. Il tema della residenzialità. Sì, assolutamente. Il problema della casa è effettivo, soprattutto per quanto riguarda l'affitto, mentre magari il nuovo riesci ad acquistarlo e fare un mutuo e quant'altro. Chi invece non può accedere al credito è in grossa difficoltà. Vale per le grandi città come per le comunità più piccole. Maximilian Endel, una battuta anche per lei, CEO di Pro Group, azienda che ha investito parecchio negli ultimi anni sul territorio, ormai ha un centinaio di dipendenti, forse di più. Ecco, le difficoltà nel reperire manodopera, dottor Endel. As Pro Group, we are very experienced in building new sites, as we do it every 1 to 2 years. And one of the major point here is first of all, we start very early with our projects, and already in the project phase, we take care that Pro Group is known in the region, so that when we start recruiting, people know us. And the other part is like Ondulcart. We start recruiting very early, and then we train the people we recruit, our new employees in the sites here in Italy, but also in Germany, so then they are ready when the new plant starts up. Beh, innanzitutto siamo un'azienda molto conosciuta, quindi già iniziamo con il periodo di reclutamento del personale già un paio d'anni prima, iniziamo con la fase di addestramento e siamo abituati, diciamo, a costruire le nostre aziende ogni 2 anni circa. Ecco, e questo quindi, questa programmazione ha consentito a Cessalto quest'anno di diventare il comune più giovane della Marca Trevigiana, perché ci sono stati nuovi ingressi. Sì, è con grande soddisfazione. Sì, siamo intervenuti verso il sociale con interventi, contributi verso le famiglie, verso gli asili nido, e tutto questo per creare comunque nuova popolazione, quindi ma si parte sempre da creare dei posti di lavoro. Quello è l'inizio e poi si crea tutto il resto dai servizi in poi. Conferma Pesce? Confermo, sì. Grazie mille, gentilissimi, grazie al sindaco Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Antonio Federico Pesce della famiglia Pesce, Maximilian Endel, CEO di Pro Group da Cessalto. Per il momento è tutto. Francesca, con Tommaso Migotta, a te la linea. Grazie davvero Cristian, grazie a Tommaso, grazie ai vostri ospiti. Continuiamo con Luzzo Otto Beriga, che mette in guardia i cittadini perché sta girando un falso messaggio SMS a nome Coop Info. Attenti alla truffa, arriva quando meno te l'aspetti travestita da SMS a nome Coop Info.
con l'invito a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento per importanti comunicazioni. È l'Ulsotto a mettere in guardia i cittadini, precisando di non aver niente a che fare con questa comunicazione, che ha l'unico obiettivo di estorcere denaro alle possibili vittime. Il messaggio, di per sé generico, è studiato per far sì che il ricevente lo associ a eventuali prenotazioni eseguite tramite la propria azienda sociosanitaria di riferimento. Per questo l'Ulsotto Berica invita gli utenti che dovessero riceverlo a non rispondere né a chiamare il numero, diffidando da inviti simili. Odori sgradevoli al centro di smistamento delle poste di Padova. La CGIL attacca, l'azienda non dà risposte. Un turno notturno di qualche settimana fa, dall'impianto di condizionamento sono usciti odori acri che a qualche dipendente ha provocato nausea, mal di testa. L'RLS giustamente ha fatto presente all'azienda la problematica, ma ad oggi nessun tipo di risposta e di rassicurazione dal lato aziendale, cosa che noi reputiamo gravissima. Questa è la denuncia del sindacato nei confronti di Poste. I fatti sono avvenuti al centro di smistamento di Padova qualche giorno fa e la preoccupazione per la salute dei dipendenti è forte. Quello che lascia basiti i rappresentanti dei lavoratori è la totale assenza di dialogo con l'azienda. L'RLS ha fatto giustamente la sua segnalazione, anche noi politicamente, ma ad oggi 23 giugno risposte zero. Grave in uno stabilimento dove ci sono 500 lavoratori, dove non sappiamo cosa hanno respirato e dove siamo preoccupati perché, ripeto, è un'azienda dove, come Poste, che investe sulla sicurezza, ma poi restiamo basiti da queste non risposte. La CGIL ha denunciato alle autorità competenti il fatto. Ora è il momento di agire. Noi andremo oltre perché è grave che si calpestano i diritti e la salute soprattutto dei lavoratori. Tra l'altro in un sito dove spesso e volentieri nei turni notturni mancano i preposti, quindi chi vigila? Torniamo alla rissa scoppiata fuori dall'ex caserma Serena tra Treviso e Casier venerdì sera, perché la polizia ha denunciato in stato di libertà 10 persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni regolare sul territorio nazionale, molte delle quali ospiti del centro di accoglienza. La polizia, subito dopo quanto accaduto, aveva acquisito un video amatoriale, il video che avevamo mostrato anche nei nostri telegiornali, che riportava le fasi finali di quanto accaduto. Le successive indagini della squadra mobile hanno permesso di ricostruire l'origine della rissa, scaturita inizialmente da un diverbio tra due ospiti della struttura, un uomo e una donna, che si era poi trasformata in una vera e propria rissa, per l'appunto, tra due distinte fazioni, una costituita da cittadini nordafricani, l'altra da cittadini provenienti da diversi paesi dell'Africa subsahariana. Alcune delle persone coinvolte avevano riportato ferite lievi, giudicate guaribili con una prognosi massima di 7 giorni. Le indagini della polizia, basate sia sull'esame del video amatoriale sia sulle dichiarazioni di alcuni testimoni, hanno permesso di identificare complessivamente 14 presenti al momento del fatto, 10 dei quali, come detto, sono stati denunciati per rissa in quanto attivamente coinvolti nell'episodio. E adesso una terribile notizia che arriva da Padova, perché a soli 3 anni si è spento Andrea Silva, figlio di Jacopo Silva, presidente in passato dei giovani imprenditori di Confindustria. Il piccolo è morto a causa di una terribile malattia. I funerali si svolgeranno giovedì mattina nella Basilica del Carmine a Padova. Naturalmente alla famiglia le nostre condoglianze. Controlli dei carabinieri lungo l'argine del Brenta per evitare bagni pericolosi nelle acque del fiume.
Lo scorso weekend le immagini della spiaggetta della morte lungo il Brenta a Campo San Martino, affollate di persone che rischiavano pericolosamente entrando nel fiume, avevano fatto discutere e i carabinieri erano intervenuti su segnalazione del consigliere regionale Luciano Sandonà. Questo fine settimana i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno così deciso di incrementare i controlli lungo gli argini e le spiagge del fiume Brenta nei comuni di Piazzola, Campo San Martino e Cittadella. Obiettivo quello di vigilare sui divieti di balneazione presenti nell'intera area e sensibilizzare al rispetto delle regole da parte degli escursionisti. Durante i controlli sono stati identificate 54 persone e diversi veicoli. Ci sono stati degli altri fatti che sono successi negli ultimi giorni. Abbiamo visto quella persona che è annegata tragicamente nel Piave e quindi credo che questo sia diventato una questione anche di importanza notevole per quel che riguarda la nostra regione e anche per quel che riguarda il tema di questi giorni. Fa tanto caldo, la gente vorrebbe entrare in acqua, moltissimi non sanno dei pericoli, delle grandi insidie dei fiumi veneti. Per l'area della spiaggetta di Campo San Martino è necessario subito un tavolo tecnico come richiesto dal sindaco Dario Tardivo. Riguarda appunto l'area ben delimitata a valle del ponte di Campo San Martino, ma dove si sono verificati 10 morti negli ultimi 20 anni e credo questo sia un assoluto record non solo a livello veneto ma anche a livello nazionale. Io ripeto, personalmente sono contro i divieti, le sanzioni, cose di questo genere, però se questo serve per far capire e per fare emergere quello che è il fenomeno e la pericolosità di quelle acque, ben vengano, e credo che l'azione delle forze dell'ordine nell'ultima settimana sia meritoria perché potrebbe servire a salvare molte vite. Abbiamo sentito prima il passaggio del presidente Zaia a Palazzo Balbi che rispondeva alla domanda di un possibile emendamento. Ebbene, leggiamo un'agenzia che dice che la Lega, secondo quanto si apprende, è pronta a presentare un emendamento per superare il limite di 2 mandati per i presidenti di regione. La proposta di modifica sul terzo mandato dovrebbe essere depositata nelle prossime ore in Senato, dove in Commissione Affari Costituzionali è in discussione in sede redigente un disegno di legge sui consiglieri regionali. La scadenza degli emendamenti era stata rinviata di una settimana ed è fissata alle 14 di oggi. Dunque c'è un'altra nota: l'emendamento, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, dovrebbe essere ripresentato nella stessa formula con cui già la Lega aveva provato senza successo ad introdurre il terzo mandato in passato. Anche oggi, nonostante l'apertura di Fratelli d'Italia delle scorse settimane, c'è consapevolezza della difficoltà di vedere approvata la proposta, data la netta contrarietà di Forza Italia, ma il partito di Matteo Salvini vuole dimostrare di non aver rinunciato a questa battaglia fino all'ultimo e dunque vedremo se ci saranno colpi di scena. Andiamo a Caorle, dove ignoti hanno distrutto ombrelloni e picchetti, danneggiando anche i lettini sulle spiagge di Levante e Ponente. A Caorle, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, le spiagge di Levante e Ponente sono state teatro di atti vandalici. Quando siamo arrivati in spiaggia a inizio servizio alle 6:30, abbiamo trovato una situazione incresciosa. La parte destra del comparto verso la zona della Madonnina era praticamente tutta sottosopra, con lettini divelti, ombrelloni buttati a caso, un macello, piatti tolti. Veramente un casino, tanto da dover considerare che noi qua su questo comparto qua, che ci sono circa 500 ombrelloni, siamo in 3, tanto da dover chiamare i ragazzi che sono sugli altri comparti a venire a darci una mano per ripristinare il prima possibile per dar servizio alle 8. Abbiamo avvisato la nostra società di riferimento, che già per quanto sappiamo è sempre in contatto con i vigili e i carabinieri di Caorle, e che quindi credo sappiano del problema che inizia a riproporsi. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato duramente l'accaduto definendolo vergognoso. Ha chiesto inoltre un intervento più incisivo delle forze dell'ordine, sottolineando che non si tratti di semplici vandalismi, ma di azioni che mettono a rischio il lavoro di molti imprenditori dell'arenile. I maggiori controlli sono auspicabili, anche se credo che comunque per la conformazione che ha la spiaggia di Caorle, che è tutta aperta, non so se risolverebbe definitivamente il problema. Forse, questa però è solo una mia idea, andrebbe proprio chiusa alla sera.
Facciamo prima della pubblicità un rapido passaggio a Palazzo Balbi con i colleghi che si stanno preparando per le domande al Presidente Zaia. Vediamo se ci sarà anche un passaggio sul terzo mandato, questo emendamento di cui vi ho appena dato conto, che dovrebbe essere presentato da qui alle prossime ore dalla Lega in Senato. Vediamo, eccolo qua. A posto? Presidente, i pessimisti non fanno fortuna e la pedemontana nella dimostrazione? Beh, decisamente sì, e questa è un'infrastruttura che oggi dà di buoni risultati, ha un incremento importante di veicoli e senza entrare nei dati tecnici ha avuto un incremento nell'ultimo anno del 18% di traffico che oggi cuba più o meno 83.000 veicoli al giorno, che non sono poca cosa se consideriamo che ci sono infrastrutture nate 40-50 anni fa anche in Veneto che fanno meno traffico. Ci vorranno sempre 9 anni per arrivare al pareggio di bilancio? Sì, questa è la previsione, poi noi speriamo che ce ne vogliano di meno, però c'è una previsione sui 39 anni fino al 9° anno non si raggiunge il pareggio di bilancio, però stiamo vedendo un incremento che è pauroso. Se valutiamo questo incremento dal primo giorno ad oggi è del 141%, se lo valutiamo nell'ultimo anno 18%. E continuano ad esserci così tante polemiche allora? È diventato uno dei temi importanti anche in Consiglio regionale. Io onestamente non le vedo le tante polemiche, diciamo che sono pochi che fanno tanta polemica, visto considerato che i cittadini sono felici di questa infrastruttura e penso che il dato sia praticamente dimostrabile nel momento in cui hai 83.000 auto al giorno che ci vanno, vuol dire che qualcuno la percorre la pedemontana, altrimenti sarebbero tutti sulla viabilità ordinaria. E ricordo che 83.000 auto al giorno, veicoli al giorno, mi perdoni perché molti sono veicoli pesanti, sono di più di quello che della quantità dei veicoli che hanno alcune infrastrutture, alcune autostrade in Veneto che sono molto più vecchie della pedemontana. La pedemontana ha un anno di vita, quelle infrastrutture hanno ange 40-50 anni. Il matrimonio di poterla definire un buon investimento? Ma decisamente sì, visto e considerato, consideri che non sono io l'ideatore della pedemontana, quindi non mi vanto di cose che ho fatto. Sono arrivato in regione, abbiamo ripreso in mano questo che era un cantiere che aveva qualche difficoltà e oggi è un'infrastruttura che funziona. Lo dicono le imprese, lo dicono i lavoratori, lo dicono in particolar modo i lavoratori che con l'ultima scelta a marzo di ridurre del 60% il pedaggio per tratte sotto i 25 km hanno dato un incremento del 35% di flussi di traffico sulle tratte brevi. La Lega è pronta a presentare l'emendamento per il terzo Ma io non ne mandato? so nulla. L'agenzia ANSA è uscita poco fa, ufficiale. Ma guardi, le dico la verità, ne prendo atto nel senso che non sto seguendo questa partita e dopodiché il Parlamento è sempre sovrano e vedremo cosa accadrà. In alternativa all'endorsement al matrimonio di Jeff Bezos è come dire anticipare la campagna elettorale per le comunali di Venezia, al sindaco di Venezia? No, guardi, io mi sono sempre occupato dell'ingiustizia. Io ritengo un'ingiustizia comunicare a nome di tutti il fatto dell'ostracismo a due persone che vengono qui per sposarsi, siano i più ricchi del mondo o siano i più poveri del mondo. Venezia deve essere, e il Veneto deve essere inclusivo. Non si fa distinzione di colore della pelle, di credo religioso, di scelte sentimentali e di conto in banca. Forse l'opposizione è semplicemente un modo di dire, non è necessariamente che tutti si riconoscono, è una manifestazione del dissenso. Certo, e la tua libertà finisce dove inizia la mia, tant'è vero che io ho detto il contrario. Infatti Bezos continuerà a venire a Venezia e Ma non si dica, sposerà. Bezos ci viene, so che ha fatto anche delle donazioni, spero che questo sia un grande invito alla filantropia internazionale a investire ancora di più su Venezia, perché Venezia ha bisogno del sostegno, dell'amore di molti filantropi che la amano a prescindere. Beh, venire a Venezia comunque non è gratis e quindi lasciare qualcosa in cambio è necessario, è doveroso. Certo, oltre alle donazioni che sono state fatte, che mi risulta siano state fatte, penso che ci sia un valore che da un punto di vista di impatto mediatico vale circa 2,5 miliardi di euro, sono stati i calcoli fatti. E da un punto di vista, penso, di quello che sarà l'investimento qui, si dice che l'80% delle forniture e della spesa per questo matrimonio, che è un matrimonio che si calcola che costi almeno 40 milioni di euro, riguardano le nostre imprese, i nostri cittadini, i veneziani. Pensi solo ai catering, a tutto quello che accadrà. Grazie. Buon lavoro ragazzi. E dunque il Presidente Zaia ha risposto a diversi temi, terzo mandato come era inevitabile, ma anche pedemontana e in conclusione chiaramente quelle che sono ormai definite le nozze dell'anno, quelle di Jeff Bezos, che sì, ci saranno nei prossimi giorni in Laguna e che tante polemiche stanno suscitando. Abbiamo parlato prima con Christian Reboit di carenza di personale nelle aziende, carenza di personale anche nelle farmacie, ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in diretta, saluto la dottoressa Arianna Capri, segretario Farmacie Unite. Grazie dottoressa e benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a voi. Allora dottoressa, facciamo prima un quadro generale della situazione per quanto riguarda le farmacie e poi parliamo di quella che è l'iniziativa proprio per aiutare i farmacisti ad affrontare questo momento delicato. Da un lato c'è la carenza, la difficoltà perlomeno di assumere collaboratori laureati. Qual è la situazione e anche se ha dei dati su quanto personale manca? La situazione per quanto riguarda la farmacia italiana è abbastanza omogenea ai noi, nel senso che la domanda, la richiesta di farmacisti supera di gran lunga ad oggi l'offerta. Però accanto a questo si instaurano altre condizioni. Una fra queste è la difficoltà a mantenere, a fidelizzare il personale nelle farmacie, perché spesso riscontriamo quanto soprattutto i giovani farmacisti non siano soddisfatti o comunque non trovino ciò che cercano all'interno delle farmacie territoriali. E noi come Farmacie Unite siamo particolarmente sensibili a questo tema e quindi abbiamo organizzato un primo incontro startup a Verona nel quale ci occupiamo del tema a 360 gradi, cioè vorremmo uscire da quello che è il canonico purtroppo ormai sentito e risentito aspetto della quantificazione e andare a lavorare un attimo su quella che è la qualità di questa professione e di questo rapporto tra farmacia e farmacisti. Quindi a 360 gradi appunto affronteremo la tematica partendo da commercialisti e consulenti di alto calibro, consulente del lavoro, commercialista che ci indicherà la sostenibilità e quello che è dal punto di vista dell'impresa la necessità oggettiva e i costi e gli incentivi eventuali. Arriveremo però anche a parlare di welfare aziendale, perché oggigiorno è imprescindibile anche nella nostra professione e abbiamo appurato come nella nostra categoria spesso vi sia poca conoscenza di questo strumento. Diamo un valore aggiunto affrontando anche il tema della formazione come crescita, del team building, ma della formazione professionale presso la farmacia o comunque all'interno e nell'orario di lavoro. Farmacie Unite con questo convegno vuole trasmettere il messaggio in cui crede in modo particolare, cioè che la vera risorsa, il cuore pulsante della farmacia italiana è il capitale umano che noi riteniamo essere suddiviso in 3 terzi. Un terzo quindi sul quale investire e valorizzare assolutamente i collaboratori, perché sono risorsa, identità e valore di ogni farmacia. Un terzo assolutamente l'utenza, la clientela che va, della quale sappiamo prenderci cura, dispensare salute e in questo percorso crescere come professionisti. E l'ultimo terzo, il titolare, direttore, inteso come datore di lavoro o quantomeno come pilota del sistema farmacia che sia in grado di dare indicazioni di squadra e di far crescere l'intero sistema. Ci auguriamo con questo evento di dare un messaggio totale, un messaggio completo e di aprire anche un tavolo di confronto tra le diverse componenti che saranno presenti a Verona. Ecco, l'appuntamento appunto è a Verona in Piazza Bra il 26 giugno alle ore 20, valorizza il tuo team, è il nome di questo evento, ma dottoressa cerchiamo di capire da dove nasce questa esigenza di organizzare un evento simile. Abbiamo parlato di giovani, soprattutto farmacisti, che non si ritrovano più in quella che è la vita della farmacia, cioè che cosa non piace più ai giovani di questo lavoro che li convince poco, forse per meglio dire? Ma guardi, io ho la presunzione di credere che soprattutto vi sia pochissima conoscenza, perché quando finite anche le scuole si impatta e si prova a suggerire il canale di studi farmacia, non hanno cognizione esatta di cosa consista. Dall'altro lato, se invece affrontiamo appunto i nuovi immessi nel mercato del lavoro, dobbiamo stare molto attenti ad evitare quello che può ridurre il laureato professionista
professionista a un semplice dispensatore di farmaci. Oggigiorno la farmacia italiana è in forte crescita evolutiva, nel senso che è in grado di dispensare, come sapete, servizi, pensiamo alle vaccinazioni, pensiamo alla telemedicina e una serie di altre potenzialità con le quali il professionista all'interno della struttura farmacia è in grado di crescere. Accanto a questo fenomeno non possiamo però escludere di considerare che la farmacia indipendente si trova spesso a dover fare i conti con gruppi di catene, di multinazionali che gestiscono in modo assolutamente diverso dalla farmacia indipendente lo staff, il personale, avendo anche una capacità di proposta non qualitativa ma ahimè quantitativa, nel senso di valore economico, non sempre anche di valore umano, che non ci fa essere in grado, se non cresciamo in questo contesto, di essere competitivi e di mantenere fedele e in crescita il personale nelle farmacie. Per cui vorremmo aprire un confronto prima di tutto e poi cercare insieme degli strumenti di valorizzazione appunto del team in senso lato. Anche i costi di gestione, naturalmente, come in qualsiasi altro comparto, sono aumentati negli anni ed è un'altra voce con la quale dovete fare i conti come categoria. Assolutamente, i costi di gestione sono in costante aumento e sono molto molto pesanti per la farmacia. Pensiamo soprattutto a piccole realtà come le farmacie rurali sussidiate, farmacie in comunità laddove sia necessario e fondamentale il servizio al cittadino ma non vi siano i numeri economici per avere un ritorno spesso sostenibile. Da questo punto di vista ci rivolgiamo al titolare con delle proposte di welfare aziendale che possano far riflettere su come vi sia un ritorno anche dal punto di vista del risparmio economico, della sostenibilità economica, oltre ad una gratificazione nel dialogo, nell'accordo con il collaboratore stesso. Dottoressa, lei ha parlato prima di farmacie sempre più, non solo fornitrici di farmaci, ma che offrono una serie di servizi. Siamo in una settimana di gran caldo, come stanno andando le cose? Immaginiamo soprattutto i clienti più anziani che si rivolgono a voi, ma non solo. Come state facendo fronte a questo caldo così intenso per essere solo giugno? Certo, è un periodo in cui la farmacia aperta nei quartieri, nei posti anche che a volte restano più spopolati d'estate, è un punto di riferimento fondamentale, anche semplicemente per il fresco, per il consiglio, per la necessità, specie dell'anziano, di essere preso in carico per quanto riguarda le proprie terapie. La farmacia è riferimento tutto l'anno, ricordiamo che il tempo medio per raggiungere una farmacia in Italia è di 3 minuti e che grazie alla modalità di guardia farmaceutica garantiamo il servizio H24 in ogni dove. Mai come in questo periodo quindi è corretto rivolgersi al farmacista sia per criticità legate ad eventuali terapie in corso che col caldo appunto possono venire destabilizzate, sia per quanto riguarda ad esempio consigli relativi all'assenza magari per ferie del medico curante e alle difficoltà a trovare dei riferimenti veri e propri sul territorio. Grazie a Dio la farmacia resta aperta, resta di riferimento, per cui auguriamoci che possa rispondere a un servizio anche sociale, specie in questo contesto. Grazie davvero, grazie alla dottoressa Arianna Capri, segretaria Farmacie Unite. Ricordiamo l'appuntamento Valorizza il tuo team domani, mercoledì 26 giugno alle 20 in piazza Bra, per fidelizzare, per rendere insomma, i farmacisti consapevoli di quello che è il valore del loro lavoro e cercare di attirare più giovani possibili in queste realtà. Grazie davvero dottoressa, torneremo ad aggiornarci con lei presto. Buon lavoro, grazie ancora. Grazie, arrivederci. Grazie davvero, insomma questo era il punto. Prima avevamo fatto con Christian Arboit un focus, lo sappiamo, lo conosciamo, ne abbiamo parlato spesse volte in questo spazio, ma anche nei nostri telegiornali, della ricerca di personale, di operai nelle aziende, ma c'è anche una ricerca di farmacisti, lo abbiamo sentito, per un ruolo delle farmacie che cambia, che si evolve, che cresce nei nostri territori. Cambiamo argomento con
un tema sempre di grande attualità, visto i tanti episodi di cronaca che vedono gli arbitri delle competizioni sportive spesso vittime di insulti, ma peggio anche di violenze. Venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sport che contiene una specifica norma a tutela degli arbitri. Tra i relatori di questo decreto il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto sport che contiene una specifica norma a tutela degli arbitri. I direttori di gara sono stati anche nella provincia di Padova protagonisti, loro malgrado, di violenze fisiche e verbali da parte di tifosi e atleti intolleranti. I dati in Veneto sono preoccupanti. L'anno scorso le aggressioni ai danni delle giacchette nere sono state 26, il doppio rispetto all'anno precedente. Calci, sberle e spintoni che hanno portato il governo a varare norme più severe, equiparando di fatto gli arbitri agli agenti di polizia giudiziaria e agli altri ufficiali di pubblica sicurezza, come è successo per decreto a medici e sanitari negli scorsi mesi. Tra i relatori di questo decreto anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Da oggi chi aggredisce un arbitro potrà finire in carcere. Grazie al decreto sport approvato dal governo e voluto fortemente dalla Lega, finalmente i direttori di gara saranno tutelati, così come abbiamo fatto per i medici, per gli insegnanti, per le forze dell'ordine. Ora abbiamo detto basta alla violenza in campo, basta alle minacce, basta alle risse. Ci spostiamo a Bassano del Grappa, sono iniziati da meno di 24 ore i lavori sul ponte Ferracina nel cuore di Bassano e già vengono segnalati i primi pesanti disagi alla viabilità. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo nei pressi del Ponte Vecchio in uno dei punti critici dopo il cambiamento di ieri della viabilità. Discesa a gamba di fronte a me, già con un po' di coda, in attesa a questo semaforo che abbiamo calcolato rimane rosso per circa 2 minuti e mezzo per regolare il traffico che invece arriva da via Ferracina e via Schiavonetti. Di là il Ponte Ferracina è chiuso, non si può più uscire dal centro di Bassano. La novità è che alle mie spalle si può girare qui verso via Pusterla, dove è stato invertito il senso unico. Alcuni residenti ci hanno già segnalato le difficoltà nel tardo pomeriggio di ieri, quando alla fine della giornata lavorativa in tanti si sono mossi, ma rimanendo alla vecchia viabilità. È successo allora che in via Pusterla c'è stato un incrocio pericoloso in un senso unico. Chi ancora non conosceva la nuova viabilità di fatto è rimasto un po' intrappolato. Qui adesso ci sono già 4-5 mezzi in coda, in questo momento siamo a metà mattinata, il rosso come detto dura 2 minuti e mezzo, motori accesi, questo è un altro tema che andrà sollecitato all'amministrazione, perché con una lunga attesa i motori andrebbero spenti. Il semaforo è diventato verde, allora con Renzo Rigon vediamo il percorso che fanno le macchine e imboccano effettivamente praticamente tutti la nuova viabilità girando a destra in via Pusterla, esclusa una vettura che invece ha girato di là. Via Ferracina e poi via Schiavonetti è autorizzata solo per le persone che hanno l'accesso diretto alla ZTL, quindi carico scarico merci oppure i residenti. Gli effetti si vedranno ancora nei prossimi giorni, al momento qui sembra tutto regolare, ma andiamo a vedere anche in altri punti. Questo è il punto critico per i prossimi 100 giorni della viabilità di Bassano. Ponte Ferracina è stato già chiuso, sono già iniziati i lavori di demolizione, la rimozione del porfido della carreggiata, perché poi l'opera andrà completamente rifatta e rinforzata per garantire un transito con maggiore sicurezza sia per chi passa qui sopra sia per chi passa sotto in via Portici Lunghi. Qui di fatto c'è molto silenzio perché il passaggio di veicoli e vetture è estremamente ridotto rispetto ad altre zone della città.
minuti e 35 di semaforo rosso, vale in entrambe le direzioni, e qui da questa parte via Schiavonetti il traffico però non è così movimentato, perché qui accedono praticamente solo i residenti o chi in questo momento pare si sia perso, come la conducente di questa vettura. 2 minuti e 35 può essere un tempo lungo, troppo lungo, lo verificheremo in questi giorni, visto che il bilanciamento del traffico nel primo punto e nel secondo sembra davvero molto diverso. 2,30 metri di altezza massima si riferisce al sottopasso di via Pusterla, divieto di transito senza ulteriori indicazioni. Siamo all'inizio di via Gamba, quella che viene conosciuta da tutti come discesa, perché di fatto la si percorre andando verso il Brenta, appunto in discesa. L'indicazione è chiara, qualcuno ancora passa, evidentemente autorizzati per ZTL, e vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni di questa nuova viabilità bassanese. Continueremo dunque a monitorare la situazione. Abbiamo parlato di carenza di operai nelle fabbriche, di carenza di farmacisti nelle farmacie, ma anche i comuni soffrono la mancanza di operai. E allora a Meduna di Livenza, ve lo avevamo già raccontato nei giorni scorsi, ma anche oggi il sindaco torna a vestire la tuta e si impegna come spazzino per tenere pulita la sua città. Lo ha incontrato Cristian Arboite, che da Cessalto si è spostato a Meduna. Vediamo la situazione. Buongiorno. Sindaco, è il giorno del Santo Patrono, gli uffici sono chiusi, ma lei è al lavoro sostanzialmente, sta terminando il lavoro iniziato qualche giorno fa. Sì, avevo una parte da finire, oggi è Santo Patrono, San Giovanni Battista, quindi gli uffici sono chiusi, il municipio è chiuso, e ho approfittato per finire di pulire la parete che avevo lasciato indietro. Ecco, le immagini che la ritraevano nei giorni scorsi mentre puliva con l'idropulitrice il municipio sono diventate virali, migliaia e migliaia di visualizzazioni. Si sarebbe aspettato un risultato di questo tipo, il clamore, il messaggio che poi lei ha lanciato sulla carenza di manodopera cronica nei piccoli municipi? Sì, diciamo che se è un'emulazione è positiva, perché così qualcuno abbraccia altre idropulitrici, perché no? Diciamo che l'ho fatto perché ho un operatore solo, ecologico, è bravissimo, ha tanto da fare, e era in difficoltà con questo tipo di lavoro e portava via comunque altro spazio su altri lavori, quindi ho voluto farlo io. Insomma, abbiamo un palazzo municipale importante, bello, è la sede dei cittadini, e mi sono riboccato le maniche e ho voluto finire io questo lavoro. Senta Sindaco, tra i tanti commenti non solo social c'è chi dice se non ci sono persone, se non ci sono operai, il comune di Meduna si fonda con altri comuni, è una strada possibile? Guardi, questa è un po' la sinistra che cavalca questo tipo di proposta. Prima di dare buoni consigli bisogna dare buoni esempi. Prima lo dico politicamente, se la coperta è corta i piedi fuori li abbiamo sempre noi, quindi ci sono comuni che hanno bilanci in rosso, in dissesto, hanno il doppio di nostri impiegati nelle varie parti d'Italia, quindi diano l'esempio prima loro e poi noi ci adeguiamo. Questa è una risposta politica. Concreta e più pratica non è così, perché nei piccoli comuni esistono queste comunità, si va d'accordo, esistono le associazioni, si integra anche meglio, si collabora meglio, tant'è che, per dirle, Meduna insieme a Cessalto, Chiarano e Gorgo Monticano abbiamo da anni una convenzione con i vigili urbani e andiamo d'accordo, quindi facciamo sinergia e squadra e ci accorgiamo e ci ricordiamo che abbiamo anche delle frazioni, perché chi abita nelle frazioni paga le tasse come quelli in centro. Quindi ecco, chiedete a chi abita nelle città medio-grande, nelle frazioni, e poi vi risponderanno loro con le rime, credo. E noi la lasciamo lavorare. Grazie al sindaco Arnaldo Piton, buon lavoro. Grazie a voi. Partite le iscrizioni a medicina, il primo anno senza test d'ingresso. Abbiamo incontrato a Padova il professor Angelo Dei Tos, preside della scuola di medicina dell'Università di Padova, che spiega come stanno andando.
Siamo nell'ufficio del professor Angelo Deitos, presidente della scuola di medicina, rieletto proprio ieri. Porgiamo anche i nostri complimenti. Siamo qui perché si sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno di medicina, il primo anno senza numero chiuso. Ecco, la preoccupazione è emerso anche dai comunicati dell'Ordine dei Medici è che ci sia un afflusso notevole, perché per i test arrivavano all'incirca 3.000 persone, quasi 4.000 per 600 posti più o meno. Ecco, come sta andando? Ne arriveranno quasi 4.000? Ma questa è una possibilità, chiaramente. Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire un tema, non è stato abolito il numero chiuso, semplicemente si è posticipato per un semestre, con un semestre filtro, la possibilità di accedere agli stessi numeri che sono i numeri dell'anno scorso, che sono quei circa 640 di cui abbiamo parlato. Il meccanismo prevede quindi un accesso libero a questo semestre filtro in cui i ragazzi studieranno 3 materie, chimica, biologia e fisica. Il 20 novembre potranno svolgere la prima prova, che è una prova nazionale ma poi corretta localmente, e quindi cominciare a formare quella graduatoria che poi consentirà loro, in caso positivo, di accedere alla scuola di medicina, oppure in caso negativo di accedere a forme, diciamo, alternative di formazione in campo sanitario, come ad esempio le professioni sanitarie. Ecco, quindi il numero chiuso non è stato tolto. I detrattori dicono però i ragazzi rischiano di perdere un anno, perché se prima facevo il test, non lo passavo, in attesa mi iscrivevo a una facoltà simile, penso a biologia, in cui mi sarebbero visti riconosciuti l'anno dopo, così facendo rischio di perdere un anno invece. No, ma in realtà no, perché i crediti accumulati potranno essere spesi in altri corsi di laurea come appunto biologia. Le criticità a mio avviso sono altre. Allora, atteso che l'unica motivazione con la quale inizialmente si è voluto, diciamo, modificare le norme di accesso a medicina era appunto l'abolizione del numero chiuso, e questo non è avvenuto. Quindi, detto questo, nella sostanza, rispetto al passato, noi andiamo semplicemente a posporre il test d'ingresso, che questa volta è un esame basato sulle 3 materie, ma ricordo che i celeberrimi TOLC si basavano su chimica, fisica e biologia, più alcune domande di logica, perché le tanto vituperate domande di cultura generale erano già state tolte. Allora, Padova, che è un mega ateneo, quindi ha un accesso di una numerosità di migliaia di studenti a questo punto, farà quello che la norma prevede, cioè quello di erogare il corso. La numerosità degli studenti, credo, al momento ancora non lo sappiamo, ci obbligherà, se i numeri saranno questi, a un'erogazione online, che non è un dramma per la tipologia di materie di cui stiamo discutendo. Il tema è che non potremmo erogare invece quella parte pratica che già in questo ateneo viene erogata nel corso del primo anno, perché è chiaro che non possiamo gestire quei numeri su sessioni che siano sessioni appunto pratiche. E questo è un problema, perché la medicina non si impara solo studiando i libri o leggendo online, ma si comincia fin dall'inizio a fare un'esperienza che è teorica ma che è anche pratica di avvicinamento a una professione che poi ha a che fare con delle persone. Noi siamo in chiusura, vi ricordo questa sera a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3, nuovo appuntamento con Ring, ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino, Giuseppe Pan della Lega, Paolo Galeano del Partito Democratico, il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Arturo Lorenzoni del Veneto che vogliamo, e poi l'onorevole Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia in
Veneto. Ringrazio Simone Merlo ed Edoardo Parisa in regia. Io vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo, un'Info TV e poi l'approfondimento. Parleremo della mostra dell'artigianato artistico di Feltre. Gli ospiti di Alice Montagnier saranno Nicola Maccagnen dell'ufficio stampa Mostra dell'artigianato di Feltre, Ennio Trento, presidente del Consiglio Comunale di Feltre, Federica Preto, architetto curatrice della mostra dell'artigianato di Feltre, e ancora Gianni Poloniato del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Grazie e buon pomeriggio.